Buonasera a tutti, ben ritrovati a questo appuntamento settimanale che dura oramai purtroppo da parecchi mesi. Saluto come sempre tutte le persone che si sono presentate e che hanno avuto la cortesia appunto di salutare, quindi l'Aurelia, la Fabiola, direttamente da Laghi, ci segue anche questa sera dopo la diretta fatta la settimana scorsa, la Karen con le sue poesie, in particolare quella che ha dedicato alle donne, proprio nella giornata di ieri, la Giulia, sempre da Laghi, e la Daniela, sempre da Laghi, c'è praticamente tutta Laghi collegata stasera, e l'Emanuela invece da Colzè e Lucio Pellegrini. Saluto tutti, dicendo anche che questo modo di salutare, di presentarsi, dà molto l'idea anche di un ritrovo tra persone che oramai si conoscono e quindi che si salutano come buona usanza in ogni gruppo di amici. Saluto la Loretta, la Paola, l'Aurelia, la Elena e la Elena Menegazza e la Elena Giacomini. Tra l'altro posso dire che dopo la serata di Laghi su Laghi della settimana scorsa, più di qualche nostro concittadino di Montegalda ha chiesto informazioni su come poter venire a passare qualche ora in tranquillità su nel bellissimo paese del Vicentino. E quindi ho avuto modo di dargli dei riferimenti e presto, speriamo quando usciremo dalla zona arancione, potremo andare a trovare i nostri amici di Laghi. Direi di cominciare, salutiamo l'Elisa, la Miriam. Direi di cominciare. Allora, il primo e più importante messaggio che vi voglio dare è quello di, come sempre, portare la mascherina da portare bene, con il naso coperto, bocca coperta. Portarla con il naso scoperto è come non portarla, quindi vi raccomando, portare bene la mascherina e soprattutto igienizzarsi frequentemente le mani e mantenere il distanziamento sociale. Come sapete, perché oramai siete numerosi che ritornano ogni martedì, qui manteniamo le distanze tra le due persone che sono presenti nella stanza, abbiamo anche la finestra leggermente aperta, quindi posso tranquillamente togliermi la mascherina anche per agevolare la comunicazione con voi. Comincerei subito con quello che è il dato più importante di questo appuntamento, che è l'aggiornamento sul Covid. Per quanto riguarda la situazione a Montegalda e Colzè, possiamo dire che la situazione è tutto sommato stazionaria. Abbiamo 14 positivi, mi sembra di ricordare che la settimana scorsa ne avevamo 11, ma questa variabilità ritengo sia dovuta principalmente al fatto che quando il Covid entra in una famiglia colpisce tutto il nucleo familiare. Diciamo che le famiglie colpite in questo momento sono famiglie più numerose e quindi sostanzialmente abbiamo un numero leggermente più alto. Ritengo comunque che il momento sia un momento critico e quindi vi invito a prestare la massima attenzione. Tutte quelle che sono le regioni che sono vicine alla nostra regione Veneto sono oramai prossime a diventare rosse, se non lo sono già, e la situazione è assolutamente preoccupante. Noi in questo momento viviamo una situazione tutto sommato sì grave ma non gravissima e quindi dobbiamo riuscire a mantenere questo livello, principalmente con i presidi che possiamo adottare: mascherina, igienizzazione e lavaggio delle mani a livello ossessivo e distanziamento sociale. La situazione per quanto riguarda Montegalda è tranquilla anche nelle nostre scuole, sia le scuole elementari che le scuole medie, e anche per quanto riguarda le due case di riposo, sia l'Orazio Lampertico, che rimane Covid free, sia per quanto riguarda la Nostra Signora di Fatima, abbiamo una situazione assolutamente Covid free, dopo le pene passate qualche mese fa.
quella situazione diciamo che è oramai superata e quindi fortunatamente per quanto riguarda i nostri anziani, che oramai sono anche quasi tutti vaccinati, possiamo dire che la situazione è tranquilla. Situazione tranquilla anche all'asilo, dopo alcuni casi positivi che c'erano stati e una quarantena che aveva riguardato il nucleo di contatto di quei bambini, ora la situazione è tranquilla. Quindi su questo non andrei ad aggiungere altro. Aggiungo qualcosa sul fatto che i nostri cittadini oramai iniziano ad essere vaccinati, dopo le case di riposo anche qualche ottantenne o ultra ottantenne ha iniziato il ciclo di vaccinazione e anche qualche insegnante, oltre agli infermieri o comunque personale sanitario presente nel nostro comune, sono oramai vaccinati. Alcuni hanno già completato il ciclo di vaccinazione che prevede 2 iniezioni, altri hanno fatto semplicemente la prima. Pensavamo anche per farvi vedere che questa vaccinazione sta avvenendo e portarvi un'esperienza in diretta di quello che succede a queste persone vaccinate, di far intervenire magari il prossimo martedì dei nostri amici che sono stati vaccinati per raccontarvi com'è stata l'esperienza, dove sono andati e come si svolge appunto la vaccinazione, con l'obiettivo di dare delle indicazioni anche per i numerosi nostri altri concittadini che presto saranno vaccinati di nuovo, o almeno saranno vaccinati anche loro. E la novità è quella che riguarda il fatto che nel momento in cui il territorio di una qualsiasi USL in Italia, e quindi per quanto ci riguarda in provincia di Vicenza, dovesse superare i 250 positivi su 10.000 abitanti, automaticamente si chiudono le scuole. Lo ripeto, questo meccanismo automatico che è stato recentemente introdotto a livello normativo prevede che quando la soglia dei positivi supererà i 250 positivi su 10.000 abitanti, automaticamente chiuderanno le scuole dalla seconda media in su. Per darvi un'idea di cosa significa questo, vi faccio vedere qual è la situazione di ieri nella nostra provincia. Quindi faccio vedere la fotografia di quella che è appunto eccoci qua. Condivido con voi la situazione che ci è stata comunicata. Dovreste vedere in questo momento appunto la situazione. Questa è la situazione delle USL del Veneto. Come potete vedere, per quanto riguarda l'USL 1 Dolomiti, l'area di Belluno era a 248 contagiati su 10.000 abitanti. Mi risulta che con la giornata di oggi abbia superato i 250 e quindi automaticamente sono state chiuse le scuole. Stessa cosa avveniva già dalle indicazioni che c'erano ieri per quanto riguarda Asolo, 268 è l'indice di riferimento raggiunto da Asolo e abbiamo visto come sopra i 250 si chiudono le scuole. Vedete come il Veneto orientale sia ben a 302, quindi potete capire come l'indice di positività sia molto diverso anche all'interno della nostra regione. Padova Terme Colli 266, Alta Padovana 272. L'Alto Vicentino, che diciamo è la zona al di sotto di 250, ma più vicino a questa soglia, è a 222. L'area che ci interessa è l'USL 8 Belca, in particolare l'area est, che potete vedere, magari provo a ingrandirvi il dato, eccolo qua. Il nostro dato è a 140
contagiati su 10.000 abitanti, quindi 444 su una popolazione di 316.000 persone. Questo è l'indice di ieri. Per darvi un parametro, per poter superare i 250 come parametro, dovremmo arrivare da 444 a circa 1.200 positivi, quindi circa 3 volte tanto. Capite come questa situazione sia sì raggiungibile, ma ci veda attualmente un po' lontani da questa soglia. Soglia quindi lontana, ma che dobbiamo far di tutto per non raggiungere, perché vicinissimo a noi abbiamo indici di contagio che sono 3 volte tanto, perché abbiamo 302, 266, 272, 222 addirittura nell'Alto Vicentino. Quindi all'interno della nostra provincia abbiamo anche livelli di contagiosità molto, ma molto più alti del nostro. Dobbiamo assolutamente continuare a prestare attenzione. Ok? Ora, quello che vi ricordo nel prestare attenzione, al di là di quello che ho già detto, mascherina, pulizia delle mani e distanziamento sociale, riguarda soprattutto i momenti in cui noi abbassiamo la mascherina. Quindi stiamo attenti soprattutto quando siamo in locali pubblici, quindi aperitivo con gli amici, caffè, colazioni o altre situazioni che ci vedono a stretto contatto con persone esterne al nucleo familiare. Molto spesso tocchiamo oggetti toccati da altre persone e inconsciamente ci contagiamo. Dopodiché portiamo questo virus senza accorgercene, perché potremmo essere molto spesso anche asintomatici, lo portiamo a casa, lo portiamo dai nostri genitori anziani o dai nostri parenti più maturi e aumentiamo quindi il rischio di contagio. Questo posso vedere da quelle che sono le situazioni in nostro possesso, è la situazione più tipica, oltre al contagio che si sviluppa tra due abitazioni vicine. Nel momento in cui ci sentiamo sicuri all'interno del nostro recinto dell'abitazione, probabilmente tendiamo ad abbassare la nostra attenzione, quindi abbassare anche la mascherina, mentre parliamo con i vicini. E all'interno del nostro territorio posso dirvi che il virus in più di una situazione si è propagato da una famiglia a un'altra famiglia, certamente involontariamente, certamente in modo non doloso, ma ha provocato comunque i danni che potete immaginare. Io con questo chiuderei la parentesi Covid e ricordo e richiamo quanto detto da Loretta, che dice di stare attenti quando si comprano le mascherine, e in modo da comprare mascherine assolutamente valide e omologate per il servizio che devono fare. E passerei ora a parlarvi, do una breve informazione di natura tecnica, comunicandovi, per chi non l'avesse visto, che sono iniziati i lavori in centro a Montegalda ed è iniziata la fase di realizzazione del parcheggio nel quello che è il centro sportivo, ex centro sportivo di Montegalda, e sono i primi lavori che partono e che via via si svilupperanno poi in altre aree anche del paese. Il periodo di lavoro prevede un impiego e una situazione un po' problematica all'interno del nostro centro storico per circa 120 giorni. Indicativamente i lavori dovrebbero finire verso fine aprile e metà di maggio, più presumibilmente fine di aprile. Se non ci sono domande, proseguo con una informazione importantissima, che è quella delle prossime serate che verranno promosse e che sono state organizzate dalla Biblioteca Antonio Fogazzaro, Montegalda e Montegaldella. Serate organizzate
per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne o comunque su un giusto rapporto all'interno della società tra uomini e donne. Condivido volentieri con voi e vi invito a essere presenti sempre su questi canali, sempre su questo profilo, già alla serata di giovedì prossimo alle 21, se non ricordo male. Comunque adesso lo guardiamo assieme. Solo un secondo che apro la locandina in modo che possiamo vederla assieme. Eccolo qua, 20:45, vedo già. Eccoci qua. Condivido con voi la locandina delle 3 serate, perché stiamo parlando appunto di 3 serate che ci saranno in 3 diversi giovedì. Il primo è già dopo domani, ci sarà poi un'altra serata il 18 di marzo e una serata il 25 di marzo. Tutte e 3 alle 20:45 nel profilo. La diretta sarà organizzata con gli stessi strumenti che stiamo utilizzando noi questa sera e quindi la potrete vedere con le stesse modalità. Vi rinnovo l'invito, per chi potesse, a sincronizzare magari o ad aiutare le persone meno pratiche dal punto di vista tecnologico nel sintonizzare, collegare le smart TV. Oramai credo che il 60-70%, se non di più, delle TV siano TV smart, quindi TV che si collegano online al sito, così potete vedere queste serate direttamente seduti in divano in televisione. La prima serata prevede l'intervento delle dottoresse Sonia Bardella e Cristina Rossi dell'associazione Donna Chiama Donna, associazione che è già stata presente con delle serate molto partecipate e molto interessanti qui a Montegalda anche negli scorsi anni. Sarà moderata la serata dalla professoressa Elisa Babolin. Credo che sia importante questo segnale che la nostra biblioteca dà, perché come abbiamo detto più volte, come ho detto più volte anche in questa piccola rubrica settimanale che facciamo, noi rispettiamo le regole ma non ci arrendiamo. Quindi la volontà è quella di riuscire comunque a far passare determinati messaggi, a far sì che la comunità viva anche in questo momento di estrema difficoltà, perché messaggi importanti, serate importanti si possono fare anche se in maniera ridotta, anche se certamente non è la stessa cosa, anche con quello che è un collegamento online. Io non aggiungerei altro su questo, vi rinnovo l'invito a partecipare. Quella che è la situazione Covid, come avete visto, tutto sommato è una situazione stabile, ma è una situazione che deve e che dobbiamo far rimanere così, con un impegno che deve aumentare per poter far sì che in un mondo che sta attraversando una tempesta di contagi noi possiamo rimanere a questi livelli, dobbiamo impegnarci al massimo. Evitate ogni spostamento non necessario, cercate di ridurre i contatti non necessari con le altre persone, portate in maniera attenta la mascherina, igienizzatevi le mani, perché magari andate al supermercato a fare la spesa, toccate il carrello, toccate i prodotti e rischiate di contagiarvi e portarvi a casa il virus. Quindi, quando entrate in un negozio, uscite dal negozio, igienizzatevi assolutamente e attentamente le mani e cercate di mantenere il distanziamento con le altre persone. Come succede spesso, il momento più critico è quando pensiamo non ci sia il pericolo, perché abbassiamo l'attenzione e in quel momento rischiamo di contagiarci. Ok? Io non ho
nient'altro da aggiungere. Vado a vedere se ci sono delle domande e poi siamo orgogliosi di poter avere ospiti i tuoi cittadini qui a Laghi. La Fabiola ci rinnova l'invito ad andare a Laghi, sperando che questa situazione possa passare il prima possibile. C'è anche Marco, l'assessore che abbiamo avuto in diretta la settimana scorsa, che ci segue e ci invita nuovamente a Laghi. Volevo dirvi che noi abbiamo già ospitato con orgoglio, felicità, il comune di Valsolda, il comune di Laghi. Stiamo lavorando per poter avere il collegamento con la città di Eichstätt. Abbiamo già avuto l'associazione Vicenza for Children. La settimana prossima dovremo avere la cooperativa Margherita, che opera con dei progetti molto utili e interessanti sul nostro territorio, ma invito qualsiasi associazione che in qualche modo sia legata al territorio di Montegalda a contattarci ove volesse comunicare, portare comunque un contributo o semplicemente aiutarci a mantenere viva la nostra comunità. Quindi se ci sono delle altre associazioni, oltre a quelle che abbiamo già incontrato, e sicuramente ce ne sono, che volessero comunque poter dare dei messaggi alla cittadinanza, a tutti i cittadini di Montegalda, noi saremo ben lieti e felici di ospitarli. Non ho null'altro da aggiungere, ci vediamo martedì prossimo, sempre con l'aggiornamento, facciamo di tutto tutti assieme per mantenere questi numeri, dobbiamo assolutamente rimanere intorno ai 15 positivi, se non scendere la prossima settimana. Per farlo state lontani, distanziamento sociale, state attenti, pulitevi frequentemente le mani perché rischiamo di trovare nelle superfici che tocchiamo il virus, poi pulendoci gli occhi, mettendo magari le mani vicino alla bocca, ci contagiamo. Molto spesso siamo asintomatici e lo portiamo in giro alle persone più deboli, ma soprattutto teniamo sempre la mascherina. Buona serata e ci rivediamo martedì prossimo, sempre alle 21 e qualche minuto. Ringrazio come sempre Stefano alla regia e ci rivediamo martedì prossimo. Soprattutto ringrazio voi che siete sempre più numerosi. Riusciamo ad avere circa 1800-2000 visualizzazioni ogni settimana del video che facciamo. Grazie infinite, continuate a seguirci e passate parola anche alle altre persone. Grazie mille, mascherina sempre ben indossata.